Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola d'anco, la parola vocae. Quante se e vocae del Veneto? Beh, l'alfabeto dice che le se 5, in realtà in te pronuncia le se 7. E le se qua. Qui che noi diciamo in alfabeto A, E, I, O, U. Ma che ne siete altre? Perché sta O qua non è mia la stessa O di fondare, per esempio. Difatti che senta la O. Come che sta E qua non è mia la stessa E di, sontimi, vediamo, verto o versare. Ecco. Bon? In totale le se 7. A, E, I, O, U. Bon. Che rapporto ha queste vocali qua con quelle dell'italiano? Ecco, l'italiano ha le stesse 7 vocali del Veneto. Ecco perché il Veneto risulta una delle lingue storiche più comprensibili mediamente dai italofoni. Come che succede anche con il spagnolo, che il spagnolo ha ancora manco vocali, ma ha tutte vocali pure, piene. Invece, altre lingue, per esempio il napoletano, ha anche vocali centrali, tipo la E, nuvas, E, che la E la sei qua in mezzo da qualche parte, bon? In cui che lei in realtà è il trapezio dei vocali, ma qua avevo semplificato per ricordarvi che se fate così. Ma che ne parleremo ancora, se no vieni a fare un corso del Veneto che ne parliamo esattamente di queste robe qua. Ma quello che voglio dire invece è che per esempio sul lombardo ha le vocali turbae e ha la U, la E, come che lega il francese. Ecco, o anche il francese che ha le vocali nasalizzate queste robe qua, che anche il portoghese il ga. Ecco perché queste lingue qua le risulta più difficili all'inizio da sintonizzarsi a reccia. Perché? Perché ha le vocali impure, no? Invece il veneto, come il toscano, come lo spagnolo e il castigliano, ha le vocali scette. Di conseguenza risulta mediamente più facile perché è abbastanza standard sull'uso dei vocali, sul numero e sulla qualità dei vocali. Cosa sei i vocali? I vocali è praticamente metà del mondo dei suoni che potremmo emettere articolatoriamente come umani. La parola vocale, che altre è le consonante, la parola vocale, difatti, la viene dal latino vox vocis, o vox vocis, a seconda come pronunciamo il latino, e a vuol dire appunto la roba della voce, da mi fuori la parola voce in Veneto. Dunque, queste qua, queste 7 qua, i 7 suoni che si può fare con la voce piena. Di conseguenza, se il Veneto ha come vocale solo queste qua, vuol dire che il Veneto è particolarmente adatto, per esempio, al canto. Quando si dice il Veneto è una lingua tanto musicale, è anche perché il Veneto ha tante vocali e tende a eliminare consonante, pensi alla L, pensi alla V che sparisce e tante altre, e di conseguenza resta abbastanza vocale, e sta roba qua la impedisce la bocca in tel canto. Bon. Ecco perché il Veneto, l'italiano e il spagnolo sono i più indagati come lingue per il canto. Per esempio, visto che sono anche tenore lirico, voglio farvi sentire e farvi rendere conto dell'importanza dei vocali. Il cantante non canta mia sue consonante, per questo che il tedesco è più faticoso, perché ha tante consonanti, una driofia che altra. Se un cantante fa i vocalizzi, non lo fa solo a mi farà niente. O sulla ecco, sa la R la è più rumorosa, ma se tu sei un terremoto, e ora ancora puoi andare bene. Provai a pensare a fare vocalizzi con la non mi farà niente. Se invece proviamo con una vocale, tipo la no? Ecco, di conseguenza il vocalizzo si fa con la voce perché i suoni primariamente si impiena di vocale. E il Veneto senza vocale non andaria da nessuna parte, va bene? E ora, anche per questo risulta più comprensibile, invece magari il lombardo o napoletano, che ha dei suoni vocali più sporchi, tante volte non riusciamo a sintonizzarsi sulla parola anche se è la stessa, perché? Perché ha una vocale impura, una vocale non de base, invece il veneto, come il toscano, come il castigliano, ha vocale centrale, vocale de base.
Bon, abbiamo visto, anche qua, abbiamo fatta una. Abbiamo appena passato il colmo dei 100 video che abbiamo fatti, sto qua è il numero 51, che ne manca 49, e niente, se vediamo, indovina quando? Domani. Ciao Tosi.